Vertice dei sindaci della provincia di Agrigento in prefettura, il governatore Musumeci respinge i turisti. Contestata la proprietà a Ferdinando Sciabarrao, la mancata tutela della scogliera di Realmonte. Il viceministro Cancelleri torna a visitare i cantieri di viadotti e gallerie di Agrigento. Gli ipogei di Agrigento verranno messi in sicurezza con un finanziamento del Ministero. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Allarme e psicosi coronavirus. Il prefetto di Agrigento Dario Caputo ha convocato al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica i 43 sindaci della provincia responsabili di ASP e di diverse categorie professionali per illustrare nei dettagli le linee guida previste dai protocolli sanitari dettati dai governi nazionali e regionali. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Riunione del Comitato di Sicurezza e Ordine Pubblico ieri in prefettura ad Agrigento alla presenza dei sindaci, delle forze dell'ordine, dei responsabili dell'ASP, dell'ordine dei medici, al fine di dare quelle informazioni utili e necessarie per affrontare le emergenze che si potrebbero verificare sul coronavirus nella nostra provincia. Tante le istanze arrivate dai primi cittadini per una migliore accoglienza. Il senso comunque era quello di sdrammatizzare e affrontare il problema con la massima tranquillità, e anche in considerazione del fatto che la nostra isola non è tra quelle colpite dal coronavirus. Un momento importante, un incontro con i vertici del territorio, con i sindaci, con l'ASP, insomma, per fare anche chiarezza e tranquillizzare un po' l'opinione pubblica. Doverosa la vicinanza e la collaborazione istituzionale che continua a essere un modello fondamentale e irrinunciabile di gestione della cosa pubblica, tanto più in momenti in cui potrebbero verificarsi problemi insoliti. Lo ha detto il Presidente Musumeci, in questo momento in Regione Sicilia non c'è un'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. Questo non vuol dire che tutti quanti ai vari livelli di responsabilità e competenza siamo impegnati completamente ad attuare le disposizioni che sono state emanate per fare in modo che il contagio che fino ad ora non è arrivato qui continui a rimanere lontano dalle terre siciliane. Sicuramente intanto abbiamo presentato questa occasione per portare il nostro contributo. Noi già ci eravamo impegnati, la nostra iniziativa, abbiamo contattato con una lettera tutti i sindaci dando la nostra disponibilità a intervenire di supporto, per consulenza, per tutte le problematiche, perché oggi vedo che qui stanno ponendo tanti casi. Il problema è, io dicevo prima nell'intervento che ho fatto, riuscire a dare una comunicazione adeguata, soprattutto alla popolazione, alla collettività, perché ci sta sfuggendo di mano un po' la situazione, che è sicuramente seria, che bisogna fare attenzione a tutto quello che può essere eventuale forme di contagio, però voglio dire, è inutile far passare messaggi distorti o comunque allarmistici. Il problema è riuscire a ricondurre la situazione in una condizione di controllo, perché tra l'altro nella nostra provincia ancora siamo, come dire, fortunatamente siamo fuori da ogni caso, ma in ogni caso, ma comunque un eventuale contagio è già la struttura sanitaria, la macchina sanitaria è già partita, è già organizzata in maniera adeguata per poter fronteggiare ogni eventuale necessità. Voglio far presente solo che sicuramente un virus avrà la sua forte forse virulenza, ma di fatto io faccio un esempio banale giusto per far capire alla gente qual è il messaggio che deve essere recepito. In passato noi ogni anno abbiamo i virus influenzali che sicuramente danno problemi, magari forse un po' meno virulento, però di quel problema esiste. Il discorso del dramma nasce perché noi non valutiamo che il virus attacca soprattutto soggetti anziani, affetti da comorbilità, pazienti che hanno già delle problematiche di patologie già di base, per cui la situazione si complica. Mi posso tranquillizzare che un soggetto sano, in buona salute e con una risposta immunitaria adeguata, come lo sono anche i bambini, sicuramente hanno una risposta diversa, tant'è che noi abbiamo già casi di soggetti affetti da coronavirus che sono già guariti, per cui evidentemente l'attenzione è importante, le istituzioni, tutti facciamo attenzione, mettiamo in atto tutti quelli che sono i principi utili a fare prevenzione, ma dobbiamo stare tranquilli perché sicuramente credo che sarà una situazione controllabilissima. La situazione
In provincia d'Agrigento, per quanto riguarda l'eventuale situazione di criticità che speriamo mai dovessero manifestarsi, è assolutamente tranquilla, nel senso che tutte le strutture sanitarie, sia territoriali che ospedaliere, sono ampiamente forniti dei dispositivi di protezione individuale che consentiranno ai nostri operatori sanitari di agire secondo le linee guida ministeriali e assessoriali e sicuramente mettere in campo tutto ciò che serve a tutela della salute dei cittadini. Santo Stefano di Quisquina si sono ventilati 2 casi, ecco una sintesi anche di quanto è importante questa riunione, se ci raccordi su questi casi di Santo Stefano. No, assolutamente non sono stati 2 casi, sono stati 2 soggetti che spontaneamente, in maniera responsabile, sono stati posti in quarantena precauzionale, 2 soggetti che sono scesi dalla zona rossa prima del decreto, quindi sono scesi prima di sabato, prima dell'emissione del decreto del Consiglio dei Ministri e quindi preventivamente, in maniera assolutamente preliminare e responsabile, i 2 soggetti hanno voluto dare un grande senso di responsabilità la posizione dell'isolamento preventivo, 2 soggetti che non destano assolutamente preoccupazione da un punto di vista sanitario e quindi oggi sono monitorati e la situazione procede assolutamente senza nessun tipo di allarmismo. Il presidente della Commissione Salute dell'ARS, Margherita La Rocca Ruvolo, spiega le misure adottate per contrastare il coronavirus. Sentiamo. Onorevole, allora parliamo di questa iniziativa qui in prefettura. Lei tra l'altro è rappresentante della Commissione Sanità. Ma mi sembra una iniziativa alquanto opportuna, prima per un confronto intanto con i sindaci, quindi eravamo tutti sindaci, questo consente un po' di socializzare da un lato le preoccupazioni e dall'altro lato invece qual è lo stato dell'arte. E ad oggi mi sento di dire che questo stato dell'arte è una situazione molto tranquilla, una situazione sotto controllo. Parliamo di un caso della signora che da Bergamo si è spostata per venire in vacanza in Sicilia e di altri 2 che sono sotto controllo, il marito e un amico, e gli altri 2 in albergo. Perché dico sotto controllo? Perché ad oggi non ci sono altri sviluppi in tal senso e questa è una cosa positiva. La seconda cosa importante è che non abbiamo ceppi o un ceppo di coronavirus che allocato nella nostra isola, ma è un contagio che per una questione logistica ci siamo trovati a gestire. Una gestione che sta dando il massimo perché da un lato è stato allestito un numero verde per poter chiamare e ci sono 7 operatori, 7 medici e altri operatori che gestiscono il servizio per dare informazioni ai cittadini. Un pre-triage negli ospedali per poter, laddove servisse recarsi in ospedale, non andare ad ingrossare le fila del pronto soccorso, ma avere una struttura a parte che possa contenere intanto il fenomeno e dare risposte immediate. Anche per questo serve ricordare che bisogna rivolgersi al pre-triage o comunque a questo ospedale da campo allestito all'esterno di una struttura ospedaliera solo se si hanno i sintomi. Se non si hanno sintomi non andare in ospedale. Utilizzare la via telefonica, questo è molto importante, lo stanno chiedendo i medici di famiglia, lo stanno chiedendo i pediatri di libera scelta, proprio per evitare che si vadano a riempire gli studi medici e sentire e avere notizie telefonicamente. In questo mi sento di dire anche una cosa: chi proviene dalle zone gialle, per zone gialle intendiamo la regione Lombardia, la regione Veneto, la regione Emilia-Romagna, da queste zone gialle, chi arriva da queste zone gialle deve avere intanto deve essere cauto, la precauzione di stare piuttosto isolato, non frequentare luoghi affollati, parlare col medico di famiglia, comunicare dove è stato. È ovvio che chi
non ci può essere ad oggi una provenienza dalle zone rosse, perché le zone rosse sono state vietate sia in entrata che in uscita, e chi dovesse violare questo divieto verrebbe penalmente perseguito, quindi mi pare è chiaro il discorso. Dall'altro lato dico anche che la regione siciliana, così come ha voluto il governo centrale, è in linea con quanto disposto dalle linee nazionali, quindi quello che è stato quelle che sono state le linee guida del governo nazionale sono state recepite prima con un'ordinanza del Presidente della Regione, l'ordinanza numero 1, e poi con il recepimento proprio delle linee guida nazionali. Lavarsi bene le mani, non stare in luoghi a contatto con molta gente, dire immediatamente dove si è stato e avere quella che viene definita una quarantena responsabile, cioè quindi stare isolato in maniera responsabile, parlare col proprio medico di famiglia. Quindi tutte quelle elementari, direi, regole di vita che consentano in qualche maniera di essere sotto controllo e non lasciarsi scalfire dal panico, perché in questo momento abbiamo una paura, direi quasi immotivata, proprio parlando della regione Sicilia, per quello che sta succedendo. È tutto sotto controllo. L'altra cosa che mi sento da dire, intanto sono state acquistate queste mascherine super o iper filtranti, le FFP3 e le FFP2, proprio per consentire agli operatori sanitari di lavorare in tranquillità e in serenità. Ho sentito con molto piacere che l'ASP di Agrigento si è dotata di 6.000 mascherine da dare agli operatori sociosanitari, proprio per una questione di cautela, perché oggi veramente chi è sul fronte, se così vogliamo dire, sono i medici e gli operatori sanitari, e vanno salvaguardati in tutti i modi. E poi il buonsenso, tanto buonsenso per cercare da un lato di tenere gli occhi aperti, di non sottovalutare nulla, ma dall'altro lato non cadere nella paura e nello sconforto, perché sono fuori luogo sia la paura che lo sconforto. Un'ultima cosa, questo lo dico perché l'assessore ha riferito in commissione, hanno avviato anche quelle opere di sanificazione o comunque di pulizia straordinaria di aerei, treni, navi, proprio per evitare che ci possano essere persone che siano veicolo di contagio e che poi in questi luoghi di trasporto possano in qualche maniera essere elementi di contagio. Quindi le linee che stanno attuando e stanno mettendo in atto in altre regioni d'Italia lo sta facendo anche la nostra regione, e ad oggi mi sento di dire con molta serenità che la situazione è sotto controllo. Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, invita i turisti provenienti dalle zone gialle a rimandare il loro arrivo in Sicilia. C'è il servizio. Sulle persone che arrivano. L'invito del presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, ai turisti del nord di rimandare l'arrivo in Sicilia se provengono da zone colpite dal coronavirus ha scatenato un nuovo scontro politico. I turisti provenienti dalle zone gialle, aveva detto il governatore siciliano, farebbero meglio a rimandare di qualche settimana il loro arrivo in Sicilia. Il mio è un appello alla prudenza nell'interesse di tutti. La Sicilia è e resta finora una regione sicura, dove trascorrere la vacanza in un clima assai propizio. In ogni caso, chi arriva da una zona colpita dall'epidemia ha il dovere di informare le autorità sanitarie siciliane, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le dichiarazioni del Presidente della Regione Siciliana per Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, e Presidente ANCI Sicilia alimentano la psicosi e mortificano i professionisti della sanità e del turismo. Credo, scrive Orlando, che le parole del Presidente Musumeci, con l'esplicito invito ai cittadini lombardi e veneti a rimandare le loro visite in Sicilia, siano state un grave errore, perché rischiano di esasperare proprio per l'autorevolezza di chi le ha pronunciate un già grave clima di psicosi, e perché mortificano la professionalità degli operatori sanitari che operano in Sicilia e di quanto operatori e imprenditori del turismo hanno sempre mostrato e mostrano in queste ore grande cultura dell'accoglienza unita a senso di responsabilità. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. La Capitaneria di Porto Empedocle sul sequestro preventivo d'urgenza del sito Scala dei Turchi disposto dalla Procura di Agrigento. Arturo Cantella.
Conferenza stampa stamani del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio presso la Capitaneria di Porto Empedocle per illustrare i dettagli dell'operazione di ieri del sequestro della zona in cui ricade la Scala dei Turchi e che vede indagato il signor Ferdinando Sciabarrà, che sostiene di essere il proprietario del sito più visitato nella nostra isola. Un ringraziamento è stato fatto al lungo lavoro certosino svolto dai militari della Capitaneria, guidati dal comandante Gennaro Fusco, che hanno effettuato controlli risalenti fino al dopoguerra nei vari uffici dello Stato, archivio notarile, conservatoria, agenzia delle entrate. Il procuratore ha affermato che noi riteniamo che il sito sia demaniale. È dovuto intervenire principalmente per chiarezza, c'è infatti un pericolo di crollo che può causare danni ai bagnanti in vista della prossima stagione estiva. Il sito è sottoposto anche a gravi vandalismi, graffiti, ombrelloni piantati sulla Marna. Si aspetta ora la convalida del GIP. L'incontro di oggi è stato, da un punto di vista dell'acquisizione delle notizie, superato da quello che già ieri si è detto ampiamente sui giornali e sulle agenzie che sono andate. Qui oggi vorrei soltanto dare plauso alla Guardia Costiera, che ha fatto un'attività di indagine particolarmente accurata, soprattutto per guardare i titoli di proprietà. Sono state fatte delle indagini presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, presso l'Agenzia delle Entrate, presso l'ex ufficio delle traziere demaniali, presso l'archivio notarile, per cui un lavoro particolarmente attento che ha portato alle conseguenze che già avete letto sulle agenzie, cioè noi riteniamo che tutto il sito denominato Scala dei Turchi sia un sito demaniale, con qualche piccolo distinguo, nel senso che la parte più in basso riteniamo che sia un demanio marittimo necessario, cioè sostanzialmente l'arenile dove viene fatta la balneazione, dove i turisti prendono il sole, e che la parte anche comunque a monte, cioè gli ulteriori gradoni che si dipartono dal mare verso su, anche questi fanno parte del demanio regionale. Io sono dovuto intervenire con un decreto preventivo d'urgenza per alcuni motivi. Il primo motivo è perché vi è un pericolo di crollo e occorre tutelare i visitatori e i bagnanti della prossima stagione estiva. Un altro motivo è perché il sito è sottoposto a gravi vandalismi. Ci sono persone incivili che staccano pezzi di marmo, ci sono dei graffiti che vengono impressi sulla Marna. Gli ombrelloni, ancora si piantano gli ombrelloni sulla Marna, sono stati fatti carotaggi per pseudo fini scientifici senza che nessuno li abbia autorizzati, per cui c'erano ragioni di urgenza sia in ordine alla tutela delle persone che in ordine alla tutela del bene stesso. Un provvedimento di sequestro d'urgenza necessita della convalida del GIP, per cui aspettiamo la convalida del GIP nei prossimi 10 giorni, ma già posso anticipare che saranno effettuate delle accurate perizie in contraddittorio fra le parti per avere proprio una situazione certa di quella che è lo status della Scala dei Turchi. Una cosa comunque mi sento di dire, a prescindere da quelle che saranno le ulteriori fasi processuali, è un bene di grandissimo valore paesaggistico, storico, archeologico, geologico, e che è un sito che per sua destinazione, per sua naturale funzione, deve essere gestito dalla mano pubblica, deve essere gestito da un ente pubblico. Peraltro i costi di messa in sicurezza del sito sono piuttosto elevati, impegnativi, peraltro già la Regione Siciliana è intervenuta su quella parte del terreno che l'indagato ritiene essere sua, ma è intervenuta con quasi 300.000 euro di impegno. Altri lavori di messa in sicurezza vanno fatti sul costone ovest, giusto? Costone ovest. E comunque va garantita la sicurezza di chi si reca sul sito e deve essere regolamentato anche l'accesso, perché un sito di questa bellezza, di questa importanza non può essere lasciato alla mercé del bagnante della domenica. Questi sono i motivi che mi hanno spinto ad agire d'urgenza. Ora però è la fase della convalida,
è la fase dell'approfondimento istruttorio in contraddittorio fra le parti. Effettuando una serie di ricognizioni presso gli uffici pubblici che erano deputati alla tenuta appunto della documentazione amministrativa relativa alla titolarità del bene, siamo venuti alla conclusione che il soggetto in questione non era in realtà il titolare del bene, o meglio mi spiego, le pretese del privato erano basate solamente su documenti che erano unicamente dichiarativi e non costitutivi della proprietà. Questo significa che ovviamente la base su cui appoggiavano questi documenti non era una base certa. È sicuramente un reato penale, quindi in questo caso ai sensi dell'articolo del codice della navigazione rischia una condanna penale come è giusto che sia. Poi ovviamente sarà il giudice a stabilire quali che siano le sanzioni da applicare. Però io al di là di questo reputo molto importante un aspetto, il fatto che il privato che vantava dei diritti non poteva vantare anche la pretesa, che è poi oggetto anche del provvedimento, del brand della Scala dei Turchi, perché di fatto non essendone proprietario non poteva donare qualcosa gratuitamente per poi pretendere il brand stesso. Tutti questi atti, tutte queste serie di azioni positive, propositive fatte dal soggetto hanno portato chiaramente all'accusa nei confronti dello stesso. Guardate, qual è stato l'input per cui sono iniziate le indagini? Da cosa sono scaturite? Allora, sono scaturite ovviamente da una serie di, a partire ovviamente dai crolli che ci sono stati, da tutta una serie di segnalazioni che anche da parte nostra, attività di controllo sul territorio, che hanno portato quindi il procuratore a delegare la Capitaneria di Porto e la Guardia Costiera a fare un'attività di indagine volta principalmente a verificare chi fosse il titolare del bene, ma fin da subito ci siamo resi conto che proprio su questo aspetto fondamentale c'erano dei dubbi. Ispezione del Vice Ministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri del cantiere Nisseno della 640 e poi viadotti Petrusa, Morandi nella galleria Spinasanta ad Agrigento. Vediamo. Le novità oggi fattivamente si danno le prime risposte? Prime risposte dopo un lavoro chiaramente di tanti mesi, che però è stato reso possibile grazie all'attenzione che il cartello sociale e i sindaci hanno posto su questi temi e che mi fa piacere che questo territorio insieme con le istituzioni abbia lavorato. Un buon lavoro anche da parte di tutti i deputati regionali e nazionali della zona, che hanno dato anche il giusto supporto, perché poi le cose devono essere anche raccontate con gli impegni che avvengono nelle aule parlamentari e sicuramente li hanno visti davvero tanto all'opera. E poi devo dirvi che negli ultimi mesi anche non solo il contraente generale, la CMC, ANAS e tutte le aziende impegnate sul campo hanno sicuramente anche messo del loro in termini di impegno, di sacrificio e anche di responsabilità nei confronti di un territorio che da troppo tempo aspettava risposte e che finalmente ora stanno cominciando ad arrivare. Questo nel quale siamo è un piccolo tratto che però ha dato un fastidio, ecco, chiamiamolo così, per l'attraversamento in carreggiata dall'altro lato e a senso alternato. Ristabiliamo la normalità nel giro di una decina di giorni e questo è davvero un bel messaggio anche a chi aveva sollevato la giusta attenzione per un territorio che sembrava essere stato dimenticato. Stamattina abbiamo fatto il sopralluogo dall'inizio della 640, cioè nella zona di Caltanissetta, dove il cantiere ormai vivacizzato sta andando avanti e bene su delle lavorazioni che sono anche abbastanza complesse. Qui oggi affrontiamo il tema di questo chilometro 14, ormai come vi dicevo archiviato una decina di giorni e sarà semplicemente un ricordo, e poi il Petrusa che è anche lì il grande nodo che dobbiamo affrontare. Lì abbiamo questa deadline di maggio del 2020, l'azienda
sta lavorando in maniera abbastanza veloce, il varo dal basso è già avvenuto, il ponte ormai è montato ed è visibile, questo è anche questo è un fatto, e andiamo avanti adesso con le ulteriori lavorazioni che devono mettere in piedi le predalle, tutta la parte, diciamo, strutturale di conglomerati, poi si passerà agli asfalti e al montaggio delle barriere e per la successiva apertura e la successiva rinormalizzazione di un territorio, che finalmente due centri importanti come Agrigento e Favara verranno ricollegati come è giusto che siano e come è giusto che meritano. Dico una cosa in tutta questa storia, che si torna alla normalità con un impegno che è stato specifico, che è stato lungo nel tempo. Qualcuno ha come dire, polemizzato, per carità ci può anche stare, le critiche fanno soltanto bene e possono fare crescere, dicendo c'è una continua presenza, ma poi di fatto sembrano semplicemente delle puntate a spot. In realtà la continua presenza serve a responsabilizzare chi lavora nel cantiere, ma soprattutto serve a chi lavora in cantiere a far sentire la vicinanza delle istituzioni, pronte a risolvere qualunque problema si verifichi. Ancora un incidente mortale sulla Palermo-Mazzara del Vallo, a perdere la vita un giovane di 25 anni. C'è il servizio. Incidente autonomo intorno alle 9 di stamane sull'autostrada A29 in direzione Mazzara del Vallo, qualche chilometro dopo la diramazione per Trapani e l'uscita per Gallitello. Una Fiat Panda Van, per causa ancora al vaglio della polizia stradale, avrebbe perso il controllo della strada andando ad impattare contro il guardrail della corsia di emergenza, facendo perdere la vita al conducente, un 25enne di Balestrati in provincia di Palermo, e ferendo un passeggero che viaggiava in sua compagnia, entrambi operai. I due, secondo un racconto sommario, dovevano raggiungere una località per effettuare delle manutenzioni. Per il 25enne non c'è stato purtroppo nulla da fare, mentre l'altro, un 23enne, se la sarebbe cavata con ferite per le quali è stato necessario il ricovero presso il nosocomio di Alcamo, dove è giunto trasportato da un'ambulanza del 118. Straziante la scena sul luogo dell'accaduto, dove giunti nel frattempo i propri familiari. Un'imponente operazione è stata portata a termine nel corso della notte in provincia di Messina e in varie località italiane contro un'organizzazione criminale specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti. I carabinieri del comando provinciale di Messina e del ROS hanno dato esecuzione a varie ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP presso il Tribunale di Messina su richiesta della Procura distrettuale della città dello Stretto. 59 gli indagati ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, violenza e minaccia con l'aggravante del metodo mafioso. L'operazione, denominata Dinastia, rappresenta l'ulteriore sviluppo della progressiva manovra di contrasto coordinata dalla Procura distrettuale di Messina e condotta dai carabinieri nei confronti della famiglia mafiosa dei barcellonesi, operante a Barcellona Pozzo di Gotto e sul versante tirrenico della provincia di Messina, compagine criminale storicamente collegata a Cosa Nostra siciliana. Le indagini hanno portato all'arresto di affiliati e gregari della consorteria mafiosa barcellonese che negli ultimi anni ha investito nel settore del traffico di sostanze stupefacenti per integrare i proventi illeciti derivanti dalle estorsioni. Le nuove leve del clan, tra cui alcuni dei figli dei principali capi mafia barcellonesi oramai da lungo tempo detenuti, secondo quanto emerso dalle indagini, erano a capo di una struttura criminale che operava con metodo mafioso nel traffico e nella distribuzione di ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana nell'area tirrenica della provincia di Messina e nelle Isole Olie, anche rifornendo ulteriori gruppi criminali satelliti attivi nello spaccio ai minori livelli. L'operazione ha fatto luce anche su numerose estorsioni attuate da anni da esponenti della famiglia mafiosa in danno di esercenti e imprese del territorio barcellonese. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. 2.300.000 euro per la messa in sicurezza degli ipogei di Agrigento. Si tratta di un finanziamento ministeriale. Ascoltiamo il primo cittadino. Siamo dentro l'ipogeo dell'Acquamara, ipogeo che si trova dietro il Teatro Pirandello di Agrigento, proprio dietro, cioè il palcoscenico del Teatro Pirandello di Agrigento. E
uno dei più suggestivi ipogei che la nostra città può vantare, ipogei che furono progettati da FEACE. Questo ipogeo, che sarà messo ulteriormente in sicurezza e che giunge fino a Palazzo De Marinis, una volta messo in sicurezza potrà essere fruito e quindi visitato. Accanto a una Roma sotterranea, a una Napoli sotterranea, c'è un Agrigento sotterranea e può catturare anche flussi di turismo che sono interessati a questo tipo di percorsi. Il primo è già stato realizzato, messo in sicurezza e si trova sotto il viale della nostra città, il viale della Vittoria, è già fruibile, è già visitabile. Una volta messo in sicurezza questo e ulteriormente messo in sicurezza il primo tratto del Purgatorio, noi avremo 3 siti ipogeali che sono assolutamente visitabili e offribili ad un turismo che sia dedicato. Le risorse ci sono, abbiamo circa 2 milioni di euro, è stata fatta la convenzione col Genio Civile di Agrigento che sta operando e quindi work in progress, alla fine avremo un nuovo elemento da offrire al turista. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso al sequestro del castello colonna di Ioppolo Giancazio, di proprietà della famiglia del sindaco di Agrigento. Lillo Firetto è indagato assieme al fratello Mirko. I fratelli Firetto sono accusati dalla Procura di Agrigento di aver realizzato all'interno alcuni abusi edilizi in occasione della ristrutturazione dell'edificio. I sigilli per la seconda volta sono stati apposti lo scorso novembre, dopo che il Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi dopo l'annullamento con rinvio deciso dalla Cassazione, ha ritenuto insussistente il reato di violazione del vincolo paesaggistico, confermando il provvedimento di sequestro per gli altri 2 reati contestati, la violazione urbanistica e il deturpamento di bellezze naturali. La Cassazione, alla quale si sono rivolti per la seconda volta i difensori, ha confermato il provvedimento di sequestro del settecentesco castello, che era stato acquistato una decina di anni fa e dopo il restauro era stato destinato a banchetti nuziali e cerimonie. Trattativa Stato-mafia, la Procura impugna l'assoluzione di Mannino, sarà la Cassazione a valutare se la sentenza delle prima sezione della Corte d'Appello sia conforme o meno alla legge, i particolari nel servizio. La Procura Generale di Palermo ha fatto ricorso in Cassazione contro l'assoluzione dell'ex ministro Calogero Mannino nel processo sulla trattativa Stato-mafia. Come si apprende dalle cronache, i sostituti procuratori generali Giuseppe Fici e Sergio Barbiera hanno impugnato per motivi di diritto, così come prevede il codice, contestando la logicità e la conformità alla legge della sentenza che, il 22 luglio scorso, aveva scagionato l'ex esponente democristiano dall'accusa di essere stato colui che aveva innescato il complesso meccanismo dei presunti accordi tra boss e pezzi delle istituzioni, nel periodo delle stragi 92-93. La decisione è della prima sezione della Corte d'Appello di Palermo ed era andata oltre la conferma dell'assoluzione di Mannino, già scagionato in primo grado dal GUP con il rito abbreviato. Il collegio presieduto da Adriana Piras, consiglieri all'Atere Massimo Corleo e relatrice Maria Elena Gamberini, aveva ritenuto infatti insussistente la tesi della trattativa. Non era stata negata cioè la sola responsabilità del singolo imputato, ma anche affermata l'insussistenza della contestazione che, in un altro processo, celebrato con rito ordinario, hanno portato in primo grado a 7 pesanti condanne nei confronti di ufficiali dei Carabinieri, Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, e mafiosi Leoluca Bagarella e Antonino Cinà, prescritto Giovanni Brusca, oltre che di Massimo Ciancimino e Marcello Dell'Utri. In questa situazione per la Procura Generale, diretta da Roberto Scarpinato, diventa molto difficile sostenere l'accusa nel processo oggi in corso, davanti alla Corte d'Assise d'Appello, presieduta da Angelo Pellino. È per questo che Mannino, già processato e assolto dall'accusa di concorso in associazione mafiosa, dovrà tornare per la terza volta di fronte alla Suprema Corte. Meno di un anno dopo l'ultima elezione, con il mandato bruscamente interrotto dalla sfiducia votata all'unanimità del presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, Antonino Maria Cremona, si riparte. Quasi 1400 avvocati agrigentini vanno al voto per rinnovare il proprio Consiglio dell'Ordine. I candidati sono appena 20 per 15 posti, lo scorso anno erano oltre il doppio. Sono al momento 3 i giorni previsti per le votazioni, il 12, 13 e 14 marzo. Nei primi 2 giorni si vota dalle 9 alle 18, il terzo giorno dalle 9 alle 10. Il seggio sarà allestito nella Sala degli Avvocati al piano terra del Palazzo di Giustizia di Via Mazzini.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.